Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Dentro la drug room le nostre telecamere documentano il blitz all'interno di una stanza del crack nel quartiere San Cristoforo a Catania. Bloccati una quindicina di consumatori. I giovani in piazza a Palermo il giorno dopo i funerali di Paolo Taormina. Abbiamo paura ad uscire la sera. Anche Catania chiede più sicurezza e controllo del territorio. Dopo l'incontro con il ministro Piantedosi, il sindaco trentino annuncia l'arrivo di forze di polizia e dell'esercito. Chiude per lavori la rete fognaria la scuola Rita Atria a Catania. Gli alunni costretti per un mese a seguire da casa le lezioni. In sciopero per il rinnovo del contratto degli addetti alla raccolta dei rifiuti. A Palermo garantito il servizio nella zona delle proteste. Tubo rotto da un anno ad Agrigento, l'acqua si perde per strada mentre gli abitanti pagano per le forniture idriche. Calcio, domenica al Massimino il Catania sfida la Salernitana, occhi puntati sul recupero di Cicirelli mentre l'infortunio di Raimo è piuttosto serio. E sempre per il calcio il Palermo scalda i motori in vista del big match di domenica al Barbera contro il Modena, operazione sorpasso per i rosanero che ritrovano Ranocchia. In apertura un eccezionale documento con le nostre telecamere. Siamo entrati in una drug room, ovvero una stanza della droga all'interno del rione San Cristoforo di Catania. C'erano una quindicina di consumatori di crack, la droga che sta invadendo le città siciliane. Luca Ciliberti. Adesso dove stiamo andando? Adesso stiamo andando in una piazza di spaccio in via Murifabbro dove i nostri operatori della Polizia di Stato hanno identificato già all'interno più soggetti che erano dediti all'uso. Noi queste tipologie di attività le facciamo praticamente ogni giorno. Purtroppo in queste piazze di spaccio si offre la possibilità agli assuntori di avere una stanza che viene chiamata proprio drug room, dove loro hanno la possibilità di consumare la sostanza stupefacente. Com'è? Sono entrati già? Sono dentro, ma c'è un po' di gente. Ma... Tutti assuntori? Ne avete trovato qualcosa? No. E qua tutte le porte sono tutte porte blindate. Primo portoncino blindato, secondo portoncino blindato. Se noi proviamo a entrare, loro hanno i secchi con l'acqua, vedi, pronta? Sì. E lo scarico proprio già diretto. Con lo scarico diretto i secchi, appena tipo noi proviamo a entrare con le porte blindate, loro spaccano immediatamente, prendono la droga, la buttano là dentro, secchio. Che fai così sostanza? Che cosa? No. Sì, per questo motivo, giusto? Ci vede quotidianamente. Sì. Ti faccio vedere il calcolo, mi roba di 5 euro, non di più. Dopo averli identificati tutti, ci sono dei soggetti che sono destinatari di alcuni provvedimenti, quindi li porteremo in ufficio per notifiche e per eventualmente ovviamente verificare se ci sono delle pendenze a carico penali, anche delle misure cautelari nei loro confronti. E in altri casi invece questi soggetti verranno poi allontanati ma denunciati, perché questa è una casa di spaccio, che è già una piazza di spaccio che era stata già chiusa e hanno nuovamente occupato e nuovamente rimesso tutti i sistemi di protezione che hanno proprio per evitare i controlli della Polizia di Stato, e loro portano delle porte blindate proprio per cercare di evitare i nostri controlli. Andiamo a Palermo adesso, dove i giovani continuano a manifestare tutta la rabbia e la paura dopo l'omicidio di Paolo Taormina, ucciso nel bar di famiglia. Questa mattina studenti in piazza, domani un momento di veglia e preghiera allo Zen. Marco Gullà. Come giovani di Palermo, come giovani studenti di Palermo, abbiamo scelto di scendere in piazza. Rabbia e dolore continuano a prevalere dopo l'omicidio di Paolo Taormina. Oggi è stato il giorno del corteo degli studenti che, nonostante la pioggia, hanno sfilato da Piazza Verdi fino a Palazzo Comitini. Abbiamo paura di uscire la sera, dicono i giovani palermitani. Io per adesso non esco, appunto, non so per quanto non uscirò perché è normale che ho paura.
non avevi paura di incontrarti con qualcuno e comunque litigarti, mentre adesso se incontri qualcuno già basta soltanto uno sguardo, devi avere paura. Infatti noi adesso ci spaventiamo anche soltanto a parlare con qualcuno. In questi giorni questo forte senso di smarrimento e di paura ci ha posto, è passata penso nella mente di tutti la domanda se fosse toccato a me, se domani toccasse anche a me, proprio per le circostanze in cui è avvenuta. Palermo risponde così quindi all'omicidio di Taormina, ma anche alle recenti tensioni registrate nel quartiere Zen dopo le perquisizioni da parte delle forze dell'ordine. Proprio sullo Zen gli investigatori continuano a lavorare per risalire ai complici di Maranzano. Chi lo ha aiutato nella fuga? Chi era con lui al momento della rissa poi sfociata nell'omicidio? Domande a cui Maranzano non ha risposto. Domani intanto nella chiesa dello Zen, come annunciato dall'arcivescovo Corrado Lorefice, si terrà un momento di preghiera assieme ai cittadini, associazioni e residenti proprio del quartiere. Una movida alternativa, come l'ha definita proprio l'arcivescovo. Che Catania chiede più sicurezza e controllo del territorio. Il sindaco Enrico Trantino ha incontrato il ministro dell'Interno Piantedosi. Sentiamo Giussi Lazzara. L'opportunità, come più volte sollecitato, di avere maggiori uomini non solo nell'ambito della polizia di Stato, ma anche della polizia locale. È vero che ne abbiamo assunti 180, ne stiamo assumendo altre 22. L'omicidio nel parcheggio di Corso Sicilia e la morte del pasticcere Santorea Ognina hanno scosso la città e fatto crescere la sensazione di insicurezza fra i residenti. Queste e le altre criticità che il sindaco Trantino ha esposto al ministro Piantedosi nell'incontro al Viminale, sollecitando più presenza delle forze dell'ordine sul territorio. E un'altra nota dolente è costituita dalla movida violenta nel centro storico, con continue risse notturne più volte denunciate dai residenti esasperati, e la piaga dei parcheggiatori abusivi. Abbiamo chiesto anche, ove possibile, alcune unità di militari dell'esercito italiano, ma soprattutto la possibilità di contrastare efficacemente il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, nonché della presenza di moto all'interno del centro storico durante le ore della movida nei fine settimana. Il rafforzamento delle forze dell'ordine, dei militari, dell'esercito necessita anche di interventi straordinari di prevenzione per tutelare la sicurezza dei cittadini. Si è consegnata alla stazione dei Carabinieri di Villa Grazia a Palermo Maria Concetta Rina, figlia del boss di Cosa Nostra Totò, accusata di estorsione aggravata nell'ambito di un'indagine della DDA di Firenze. Ieri sera la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso. L'inchiesta riguarda le richieste di denaro seguite da minacce di ritorsioni avanzate dalla donna e dal marito, che è già detenuto per truffa. La donna è adesso stata portata al Pagliarelli. La Sicilia è la seconda regione d'Italia per abusi sessuali tra detenuti, un fenomeno che esiste ma di cui si parla poco. Intanto c'è chi rilancia le camere dell'affettività. Sentiamo Emanuela Corsi. Crescono gli episodi di violenza nelle carceri siciliane, ma anche degli abusi sessuali tra detenuti. La Sicilia, con 14 casi in un anno, è la seconda regione italiana per denunce di stupri avvenuti dietro le sbarre. Numeri sicuramente al di sotto di quelli reali, perché non tutti denunciano, sia per la vergogna che per la paura di ritorsioni. La polizia penitenziaria intanto è sotto organico, è sottodimensionata. Ci sono notti in cui in un'intera palazzina di 3 piani c'è uno o al massimo 2 agenti in servizio. Siamo di fronte a una impossibilità di controllare cella per cella quello che accade. La proposta del garante dei detenuti, che ha scritto ai direttori del Pagliarelli e del Lucciardone, è quella di istituire camere dell'affettività, ovvero luoghi dove i detenuti possono avere incontri intimi con mogli e compagne durante la detenzione. La Corte Costituzionale nel 2024 già ha sentenziato in tal senso, perché si ritiene che creare le stanze dell'affettività possa anche alleggerire la tensione nelle carceri. Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato di polizia penitenziaria, in una nota ha denunciato: sono centinaia ogni anno i casi di violenze sessuali, sopraffazioni, umiliazioni subite da compagni di cella nei penitenziari come negli istituti per minori. Le conseguenze sono devastanti, specie a livello psichico, sino a suicidi e tentativi di suicidio, oltre a varie forme di autolesionismo. Proprio in questi giorni i consulenti della Procura di Messina stanno verificando
verificando se sul corpo di Stefano Argentino, morto suicida in carcere, siano stati trovati segni di abusi sessuali avvenuti durante la detenzione per il femminicidio di Sara Campanella. Ha picchiato il marito, un catanese di 72 anni, colpendolo con calcio e pugno, e dopo gli ha stretto le mani al collo tentando di strangolarlo e minacciando di ucciderlo. L'accusa contestata ad una donna di origine straniera che è stata arrestata. Il marito ha raccontato che non era la prima volta che subiva delle aggressioni da parte della moglie. Chiude il plesso della scuola Rita Atria nel quartiere degli Angeli Custodi a Catania. Sono in corso lavori nella rete fognaria che costringeranno gli alunni a seguire le lezioni da casa per un mese. Giusy Lazzara. Siamo in 8ª giornata con la quale i bambini sono tenuti forzati a casa per via dello stesso problema che si è ripetuto tempo fa della fogna nella nostra scuola di Atria. Questa mamma, come altri genitori dell'istituto comprensivo Rita Atria nel quartiere degli Angeli Custodi a Catania, stamattina ha ritirato i libri di testo per far studiare i figli che da lunedì seguiranno le lezioni da casa. Partirà infatti la didattica a distanza che toglie tanto, dicono i docenti, ma permetterà di continuare a seguire le lezioni. La rete fognaria dell'istituto è andata in tilt e la situazione è precipitata 2 giorni fa. E abbiamo dovuto fare tutto molto velocemente perché la situazione è precipitata, ci siamo resi conto che la situazione è precipitata a metà della settimana scorsa. Per cui bloccarci come? Sì, io avrei potuto pensare a degli spazi vicini, in realtà non ci sono questi spazi, qualora ci fossero stati avremmo dovuto arredarli, quindi fornirli di banchi e sedie nel breve, cioè noi abbiamo pensato ad un intervento immediato per risolvere, diciamo, la situazione. Nulla osta, perché intanto garantiamo che da lunedì comincia la DAD, nulla osta che in questi giorni cercheremo di renderci conto se c'è una soluzione alternativa per questo periodo. Adesso ci vorrà almeno un mese per far rientrare in aula gli alunni. Lavori in corso anche nel plesso scolastico dell'ex Capponi e Recupero di via Villa Gloria a Picanello, sempre a Catania, per la realizzazione del nuovo edificio che sorgerà al posto di quello esistente, ormai distrutto e inutilizzato da oltre un decennio. Il nuovo complesso sarà una scuola pensata come spazio educativo e sociale, aperto anche nel pomeriggio. Il nuovo edificio ospiterà 324 alunni, una palestra e spazi destinati a servizi per la comunità. L'investimento complessivo ammonta a 6,5 milioni di euro. Sciopero della raccolta rifiuti dalla scorsa notte in tutta la Sicilia per effetto dell'avvertenza nazionale per il rinnovo del contratto Maglio Viola. Raccolta dei rifiuti interrotta nelle città italiane per effetto dello sciopero nazionale dei servizi ambientali. Anche in Sicilia stop alle attività delle aziende del settore. A Palermo ha scioperato anche la RAP, ma i servizi essenziali sono stati garantiti e ampliati per questa particolare occasione anche nelle zone coinvolte dalle manifestazioni e dagli eventi degli ultimi giorni, compreso il funerale di Paolo Taormina e le manifestazioni per la sicurezza. Oggi abbiamo dovuto garantire chiaramente servizi essenziali e anche nella città di Palermo, dato quello che è successo, abbiamo dimostrato una particolare sensibilità, però le persone hanno scioperato per chiedere tutele, per chiedere recupero del potere d'acquisto, per chiedere soprattutto sicurezza sul lavoro. Nonostante ciò, i lavoratori del settore sottolineano che serve un rinnovo contrattuale in un'area che è strategica per il decoro urbano. Le motivazioni sono di carattere nazionale per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, già da diversi anni fermi. Ci vediamo con stipendi molto basici, con contratti di lavoro che non rispecchiano perfettamente quello che si va a fare all'interno dell'azienda, le mansioni non sono adeguate al livello. E questi stipendi per dei giovani soprattutto che hanno intenzione di costruirsi un futuro, una famiglia, sono molto bassi. I lavoratori al culmine del sit-in sono stati ricevuti alla prefettura in via Cavour a Palermo, dove hanno consegnato un documento da trasmettere ai tavoli nazionali di trattativa. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo subito dopo con altre notizie. Litri e litri di acqua che si perdono per strada mentre i rubinetti sono a secco. Succede ad Agrigento tra la rabbia dei residenti. Davide Sardo. Tanta acqua che si perde per strada.
e che non arriva nelle case. Siamo nella zona del quadrivio Spinasanta ad Agrigento, dove da mesi l'acqua scorre a fiumi da una buca nell'asfalto di via Nathan, una traversa del quadrivio. Una rottura che non si riesce a riparare definitivamente, mentre il flusso continua a disperdersi giorno e notte. È una vergogna, è una vergogna. Come vedi quella perdenza che ce l'ha, è più di un anno che perde. Sono venuti quindi un mesetto fa a ripararla, un tubo di un pollice, parliamo di un tubo piccolo. Dopo una settimana si è rotto di nuovo. L'acqua che si perde rappresenta non solo uno spreco enorme, ma anche un pericolo per automobilisti e pedoni. E a farne le spese sono anche le attività commerciali della zona. E noi paghiamo a cattiamo l'acqua, cara e amaro, coi bonzi. Intanto ogni giorno litri e litri d'acqua continuano a perdersi per strada, mentre dai rubinetti di casa l'acqua arriva col contagocce. Dal campo di Gela al tetto del mondo è la storia di Salvatore Bianca, 21 anni, atleta paralimpico che ha trasformato la passione in riscatto, conquistando 5 medaglie e un record mondiale. Gerry Italia. In una periferia dove l'erba cresce più veloce dei sogni, Salvatore Bianca ha imparato a saltare, nessuna pista, nessuna pedana, solo un campetto di terra battuta dietro il Palacosica di Gela. Da lì, con la forza della volontà, è decollato fino a Brisbane, in Australia, dove è diventato campione del mondo nel salto con l'asta ai mondiali Virtus, dedicati agli atleti con disabilità intellettive. 3 ori, asta, ostacoli e staffetta 4%, poi un argento, un bronzo e il record italiano con un salto di 3 metri. Un trionfo costruito tra sacrifici, viaggi e notti di allenamento, che Salvo dedica a chi non ha mai smesso di credere in lui. Queste medaglie le dedico innanzitutto alla mia famiglia, a mio padre, a mia madre e a mio fratello e ai miei nonni e ai miei zii e a tutta la città di Gela che mi ha sostenuto. Ma in Sicilia il talento non basta. Per anni Salvo e suo padre Massimo, allenatore e guida, hanno percorso decine di chilometri ogni giorno per trovare impianti decenti a Mazzarino o a Motta Sant'Anastasia. A Gela l'unica struttura disponibile era abbandonata, buche, ruggine e silenzio, ed è proprio lì tra le erbacce che Salvo ha ricominciato a saltare metro dopo metro. L'abbiamo costruito in questo campetto che diciamo di atletica ha poco, è tutto rudimentale, però siamo riusciti ad arrivare alla vetta del mondo e quindi questo qua è anche un monito ai gelesi per fare questo campo. E anche quello di non diciamo lasciarsi andare, ma lottare sempre, perché si ci può riuscire a avere dei successi. A Brisbane Massimo era al suo fianco nello staff della nazionale italiana Virtus. L'obiettivo era una medaglia, il figlio ne ha portate a casa 5 e un sogno è diventato realtà. Il successo di Salvo Bianca va oltre lo sport, è un messaggio di inclusione, una lezione di coraggio per una città che troppo spesso dimentica i suoi talenti, perché il salto più difficile a volte è quello oltre l'indifferenza. E anche noi vogliamo esprimere solidarietà al collega Sigfrido Ranucci, obiettivo di un grave attentato intimidatorio. Con lui è stata colpita anche la libertà di stampa. Sentiamo Luca Ciliberti. 1 chilo di esplosivo vicino all'auto del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, un ordigno rudimentale che ha fatto saltare in aria le macchine del giornalista e della figlia parcheggiate davanti alla loro casa a Pomezia. Dopo decine di minacce e querele arriva una nuova pesantissima intimidazione al giornalista. Sul caso sta indagando l'antimafia, ma la notizia ha già fatto il giro del mondo. Sigfrido Ranucci e Report rappresentano un presidio di democrazia e pluralità nel panorama dell'informazione. Le inchieste e i servizi giornalistici di approfondimento negli anni non hanno mai risparmiato nessuno ed è per questo che l'attentato consumato sotto casa di Ranucci viene letto da più parti come un attacco alla libertà di stampa. Appena qualche settimana fa, in un incontro con alcuni colleghi, sottolineavo come la nostra categoria sia sotto attacco dall'interno e dall'esterno. Ebbene, quanto accaduto questa notte a Sigfrido Ranucci credo sia la dimostrazione più evidente del clima di odio che è stato instaurato contro questa categoria. È un clima preoccupante che ci fa fare un salto all'indietro nel tempo, quasi a quello degli anni di piombo. Sono numerosissimi gli attestati di solidarietà nei confronti del giornalista, dalla premier Meloni, che esprime piena solidarietà e ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito, a tutti gli esponenti della politica nazionale. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia che sarà rafforzata al massimo la protezione al giornalista. Solidarietà anche dall'eurodeputato Giuseppe Antoci, in passato vittima di un attentato sui Nebrodi. Il clima contro chi racconta verità scomode è sempre più preoccupante. Non possiamo permettere che la paura prenda il posto della libertà. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con i 2 big match di domenica, tra poco.
Siamo al calcio, domenica al Massimino il Catania incontra la Salernitana, chiuso il settore ospite, sul fronte squadra occhi puntati sul recupero di Cicerelli. Sentiamo Francesco Triolo. È un'attesa che cresce ora dopo ora, quella che precede la sfida di domenica al Massimino contro la capolista Salernitana. Il Catania cerca un successo che avvicini la testa della classifica e che dia anche un messaggio al campionato, ovvero che la corsa non è solo Salernitana e Benevento, ma c'è un terzo incomodo che in questo momento i più stanno poco considerando probabilmente. Toscano sta lavorando con la squadra a diverse soluzioni, domani parlerà per presentare il big match, ma oggi è una giornata importante per capire quali sono le condizioni di Cicerelli e se potrà dare il suo contributo già da domenica. Probabile che possa partire inizialmente dalla panchina ed essere impiegato se dovesse essere necessario, senza però affrettare i tempi sul suo recupero. Le alternative ci sono, la prima potrebbe essere d'ausilio, per il resto oltre ai dubbi sulla tre quarti dovrebbe essere la stessa formazione che ha vinta Giuliano, con il solito ballottaggio in mezzo fra Quaini e Corbari. Aloi ha lavorato bene in settimana e potrebbe essere già un'alternativa importante. La brutta notizia invece riguarda l'infortunio di Alessandro Raimo, una distorsione al ginocchio che costringerà l'esterno a rimanere fermo per qualche settimana. Salterà sicuramente le sfide contro Salernitana, Benevento e Casertana, ma poi saranno i controlli successivi a far capire quale sarà la situazione. Intanto il prefetto di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi limitatamente ai residenti nella regione Campania per tutti i settori dell'impianto sportivo e la chiusura del settore ospiti. La società sta lavorando affinché proprio il settore ospiti possa essere aperto, destinandolo ad una iniziativa con i bambini. Il Palermo scalda i motori in vista del match di domenica al Barbera contro il Modena, operazione sorpasso per i rosaneri che ritrovano Ranocchia. Marco Gullà. Un Renzo Barbera da record, un vero e proprio baluardo non solo per le prestazioni settimanali del Palermo, ma anche per la costante partecipazione del pubblico rosanero. E sarà così anche domenica in occasione del match tra i siciliani e il Modena. Una vittoria potrebbe permettere al Palermo di sorpassare proprio gli emiliani e riprendersi lo scettro della prima in classifica. Pippo Inzaghi ha approfittato della sosta in campionato per recuperare energie atletiche e mentali. Sa bene che quello di domenica rappresenta un crocevia importante per la sua compagine. Recuperato Ranocchia, sarà convocato anche se non dovrebbe partire dal primo minuto. A centrocampo le bacchette dell'orchestra dovrebbero andare a Segre e Gomez. Dubbi sulla tre quarti. Leduarone e Palumbo al momento sembrano i favoriti per supportare Poyampalo, ma Brunoni reclama una maglia da titolare. In difesa mancherà Bani, al suo posto Peda con Pierozzi e Ceccaroni. Il Modena al momento è uno dei clienti più ostici del campionato. In avanti si affiderà all'ex De Mariano che farà da spalla a Gliozzi. Inizia un mini tour de force per i rosanero che poi avranno la sfida a Catanzaro e l'infrasettimanale in casa contro il Monza. Esami di maturità per la formazione di Inzaghi. E oggi, dopo il TG, come ogni venerdì, appuntamento con preview condotto da Marco Carli, fari puntati sul big match fra Catania e Salernitana con le ultime news e l'angolo tattico, e poi spazio a Trapani, Siracusa e Orizzonte Catania. Subito dopo il TG vi aspetta dunque preview. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.